quanta gente ci sta? Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera sono qui a darvi conto della posizione di Roberto Saviano sul referendum per la giustizia. Beh, voi vi direte non ci vuoi molto bene se il venerdì sera ci vieni a parlare di Roberto Saviano. Vi capisco, ma perché è interessante, non politicamente, non come dire perché ci sia della ciccia politica, ma è interessante come caso, come dire, che esplora i confini della psicanalisi, perché qualunque fenomeno, notizia, dossier sul tavolo, come viene interpretato da Roberto Saviano, ovviamente con la chiave della mafia, che è una sorta di sindrome mono-ossessiva, e quindi Saviano legge anche il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia voluta dal governo con la chiave dell'antimafia. Diciamo che uno scrittore un tantinello più talentuoso di Saviano forse parlerebbe di professionisti dell'antimafia, ma al di là di questo non vogliamo, come dire, utilizzare ex post le parole di Leonardo Sciascia, vogliamo leggervi molto più modestamente quelle di Roberto Saviano oggi su Repubblica. Il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere a quale posta in gioco non solo l'assetto e l'indipendenza della magistratura, questo lo può pensare qualcuno di voi ingenuotti, ma ovviamente la tenuta della nostra antimafia. Ogni riforma che indebolisce l'autonomia del pubblico ministero, che frammenta il governo della magistratura o che espone l'azione giudiziaria al conflitto politico produce sempre lo stesso effetto: rende più difficile colpire il potere mafioso. Ora, dove questa riforma indebolisca l'autonomia del pubblico ministero, che al massimo si può dire che con la separazione delle carriere viene reso più autonomo anche dalla magistratura giudicante, anche dal giudice, anche da questa contiguità diciamo fisica di passaggio, questa contaminazione ambientale anche al di là delle volontà dei soggetti, che oggi è obiettivamente, diciamo, l'andazzo del nostro sistema giudiziario, che frammenti il governo della magistratura, diciamo sì, prevede 2 CSM perché separa queste 2 carriere. Non riesco a capire come nei Covid, dove sono nascosti i boss mafiosi, festeggino perché ci sono 2 CSM invece di 1, ma sarà un mio limite sicuramente. Quanto al conflitto politico come dire, non ho parole all'altezza, e quindi torno a rendicontarvi le parole di Saviano. Questo referendum, presentato come scelta di modernizzazione, è l'ultimo tassello di una fragilità più ampia. Adesso, come dire, belle parole, ma se voi dite qual è il significato, ma comunque un tassello che rende ovviamente l'antimafia più debole, più lenta, più isolata. Le mafie non chiedono protezione e complicità, ma spazio, stanchezza istituzionale, zone grigie, assenza di visione. E come fosse Antani, aggiungerebbe il conte Mascette di Amici miei, ma non voglio tediarvi. Se vince il sì, questo spazio si allargherà. Non per una scelta di complicità, ma perché verranno indeboliti proprio gli strumenti che oggi permettono di colpire le mafie dove sono più esposte: nei patrimoni, negli appalti, nelle connessioni con politiche e affari. Cosa diavolo c'entri la separazione delle carriere, il sorteggio che la fa finita con la diciamo, malattia endemica delle correnti? Cosa c'entri questo, no? Che sono le 2 direttrici della riforma nella realtà, non nella sindrome monossessiva di Saviano, con il fatto della lotta stralegittima all'infiltrazione mafiosa negli appalti? Io davvero non lo so, cioè vorrei darvi un'interpretazione ma non ve la so dare, e quindi vi riferisco solo il parere dell'augusto scrittore, al quale però una domanda mi viene da farla. Cioè, allora, una delle, tant'è che è quella con cui lui attacca il pezzo, quindi lui stesso ci dice giustamente che uno degli asset fondamentali di questa riforma è la famigerata separazione delle carriere, che c'è in qualunque più o meno democrazia occidentale in varie forme. Comunque, insomma, questo è uno degli assi della riforma, giusto Saviano? Benissimo. Ora,
ci deve spiegare come diavolo è possibile che una riforma improntata alla separazione delle carriere, che era sostenuta esplicitamente da Giovanni Falcone, faccia gli interessi della mafia. Cioè a noi sembra lievemente controintuitivo che una riforma che ha al suo primo posto una modifica dell'assetto del sistema giudiziario più volte chiesta da Falcone, e sono agli atti le posizioni di Falcone, come questo faccia interessi alla mafia, diciamo che anche a uno studente svogliato delle elementari suona un po' strana questa tesi di Saviano, a meno che lui come il suo amico Gratteri, come dire, abbiano nell'iPhone delle citazioni farlocche di Falcone che si esprimeva contro la riforma delle carriere. Allora in quel caso, se siamo in presenza di un caso Gratteri, ci arrendiamo. Se vogliamo stare lievemente ancorati alla realtà, è evidente che la riforma della giustizia non c'entra nulla con l'antimafia, che dire che se vince il sì vince la mafia è offensivo e credo al limite del diffamatorio, se non oltre, per i promotori del sì. In ogni caso la non notizia è che Saviano non riesce proprio a uscire dalla sua mono ossessione. Grazie a tutti e a